Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di un circuito particolare, un circuito insomma un po' corposo, un po' pieno di energia, un pochettino difficile da utilizzare, o meglio, si utilizza proprio nei casi difficili in cui bisogna allontanare, togliersi, non dico dai piedi perché il Marietto non lo dice mai, ma diciamo fare in modo che alcune persone si allontanino dal nostro specchio della vita, insomma, che lasciino l'approdo del porto sicuro che magari eravamo noi, no? Allora, alcune volte le persone non lo capiscono con le buone e bisogna utilizzare metodi in cui le possono capire. Questo circuito è un circuito radionico semplice da utilizzare con un simbolo forte che può essere definito anche un piccolo simbolo luciferino, ma ricordiamoci che Lucifero era anche il portatore della luce per alcuni correnti esoteriche, per altri invece un po' un diavoletto. Dipende sempre da che parte si vede la medaglia. Comunque la medaglia ha sempre due facce e i circuiti, come vi ho spiegato tante volte, si possono utilizzare in due modi. In questo caso qua noi valorizzeremo un piccolo pensiero di allontanamento, quindi scriveremo sul foglio di carta il nostro nome, il nome della persona e poi metteremo sopra l'intento di allontanare la persona. Quindi si chiama questo simbolino si chiama levitiano. Sì, insomma, la Hilde mi sta suggerendo di dire il giusto nome, ma lasciamo stare. Alla fine voi avete capito che questo simbolino è, come lo dice il Marietto, serve per far andare via le persone, in questo caso qua. Chiaramente ha altre funzioni, ma adesso lo spiego in modo più semplice, in modo che possa essere utilizzato nel modo meno pericoloso. Non è pericolosissimo, ma diciamo che chiaramente non è certamente un simbolo che serve per attirare persone simpatiche, è un simbolo proprio per difesa, è un simbolo per creare una certa risonanza di allontanamento verso certi soggetti o anche situazioni, no? Quindi cosa facciamo? Scriviamo su un pezzo di carta un nome di una persona che vogliamo allontanare, mettiamo Gigi allontanati da Rossi, no? Pinco Pallo allontanati, lo mettiamo qua sopra, massimo un mese e mezzo, dopodiché viene valorizzato l'elemento, scusate, il testimone, e però bisogna lanciare questa operazione e allora usiamo la nostra losange. Mettiamo qui il nostro testimone e lo lasciamo fin quando non raggiungiamo l'obiettivo. Quindi questo circuito vediamo che serve in questo caso, poi ci sono altri casi importanti che si può utilizzare, ma ipotizziamo che sul posto di lavoro, ipotizziamo che un vicino di casa, ipotizziamo che qualcuno che ci dà noia, che diventa noioso nella nostra vita, ipotizziamo che, non so, per strada incontriamo gente, come si suol dire, noiosa, allora piuttosto che dare noia alle forze dell'ordine, annoiarle con tante situazioni difficili, che già ne vedono abbastanza, allora per alleggerire, aiutarli, possiamo utilizzare questo circuito lo si trova o nel sito del capitano oppure nei migliori gruppi social e anche nelle book del 4 luglio del vostro Marietto Veneziano. Bene, cari amici, io spero di essere stato chiaro, è un circuito semplice, non fa male a nessuno, però dà una piccola spinta con delle energie piuttosto basse per allontanare persone che ci possono dare fastidio. E vi ricordo che però il testimone deve essere poi lanciato tramite una losanghe. Qui si lascia su fin quando il risultato non viene ottenuto. Invece in questo caso qua massimo un mese, proprio un mese e mezzo, proprio se la situazione è gravissima. Bene, cari amici, grazie di aver ascoltato il vostro Maledetto Veneziano. Mi raccomando, seguite sempre il De Gardia, il vostro Maledetto Veneziano. Ciao e alla prossima.